Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano. Siamo a Monza e raga, è arrivata la prima pole position in carriera. Adesso è ufficiale, dalla prossima gara dobbiamo passare a livello leggenda per sempre. Dopo la vittoria di Spa arrivare anche, per carità, perché sono gare favorevoli, ma arrivare però alla pole è un po' troppo ragazzi, quindi dalla prossima gara solo le difficoltà leggenda. Adesso non ce l'ho fatta, c'è da cambiarla. A questo punto sfruttiamo sta occasione e poi dal prossimo livello vai, dalla prossima gara vai di livello leggenda e sarà dura dopo. Tanto vediamo la soddisfazione comandiana. Eccolo qua, ce li ha massacrati ragazzi, non va bene. Strategia sempre sole. Ok ragazzi, andiamo per il Gran Premio d'Italia, occasione incredibile per il Cume. Dalla prossima gara difficoltà leggenda e non la cambierò più. Il 50% sarà dalla prossima stagione e per le ragazzi la traiettoria la devo tenere perché mi dà tranquillità e parlandomi è fondamentale. E infatti nella carriera che sto facendo da solo su PC non ce l'ho, però qua veramente mi distrae tanto il parlare. Poi che altro dire, per il discorso degli aiuti intanto devo tenere l'ABS Fioi, cioè, perché ancora insomma, non ho le capacità Fioi, per andare senza nessun tipo di aiuto, almeno aiuti medi, ecco. Quindi ABS e controllo di trazione medio, però di più adesso non me la sento. Sicuramente la prossima gara a livello leggenda assoluto. Qua possiamo vincere ragazzi, il passo gara c'è, andiamo. Adesso ragazzi posso dirlo con certezza, siamo saliti di livello, sono molto soddisfatto di essere a livello leggenda. Adesso per vincere comunque fare una pole position a Monza così, con una macchina comunque che è a metà nelle prestazioni, vuol dire che siamo migliorati tanto. Una volta giocavo professionista addirittura. L'occasione è molto ghiotta, possiamo fare la seconda vittoria consecutiva. Vittoria in casa sarebbe fondamentale, soprattutto per dare una spinta alla carriera per il prossimo anno, perché il prossimo anno ragazzi si partirà da leggenda, quindi attenzione, subito il Kuma sbaglia, subito errore brutto del Kuma. Quindi la prossima è già penalità, purtroppo qua non mi scrive così. Concentration please. Bandiera verde, cosa cazzo è successo? Non si sa. Andiamo a fare la nostra gara tranquilli. E andiamo a vincere anche questa ragazzi. Il passo c'è, Valtteri Bottas è secondo, niente, ci spacca i coglioni Bottas. Perché le prestazioni cioè io non ho migliorato, nel senso ho migliorato qualcosa, ma sono sempre, cioè, Mercedes, Williams, Ferrari, McLaren, Red Bull, cioè facciamo 2 giri con Michela Grassa. Questa è sicuramente la chicane più insidiosa affrontata in maniera egregia. Ragazzi, questo Kuma ci sta illuminando. No, no, ma perché Fioi? Brutto errore, qua perdo tantissimo, perché devo fare ste cagate? Mamma, vedi, la difficoltà del parlare mentre guidi, che è proprio una roba che dirò sempre sta cosa. C'è la standard. Ah, lui mi dà le medie, vabbè. La strategia mi dà le medie, a sto punto teniamo la strategia che mi dice lui. Mi sboro già al 36%, Dio Cristo. Mamma mia che usura gomma a Monza, Fioi. Attenzione che comunque la vittoria non è così scontata, eh.
Giro record di Gigi Hamilton, il piccolo Hamilton. Aia. Beh, qua però non mi sembra di aver sbagliato traiettorie. Bottas mi supera, ma vaffanculo però Valtteri. Maledetto Valtteri. Proprio lui fatalità il mio rivale, Dio Cristo. Eccomi, c'è la standard, le dura, Abbiamo Hamilton al terzo posto. Gigione per la cronaca. Dai comandino, c'è il DRS. Siamo in DRS zone. Abbiamo perso proprio il primo posto da Pitapolli. Ho paura di fare danni, quindi aspettiamo per fare il sorpasso. Già i box. No, aspetto il prossimo giro sinceramente. Ne faccio uno in più. L'usura gomma è spaventosa. Adesso sento la potenza della miscela grassa. Vai come. Lungo. Invece no. Ha fatto una gran cosa, gran sorpasso. Gran sorpasso di Veneziano che si riprende la testa della corsa. In testa della corsa il Cupra. Al secondo posto Valtteri Bottas. Gigi Hamilton è terzo. Grande Formula 1 97, Fiori. Uno dei Formula 1 più belli della storia. Devo monitorare il consumo gomme però. Mamma mia ragazzi, il consumo di Monza è spaventoso. Devo andare ai box per forza adesso, Non ci sono né santi e né madonne. E vediamo la strategia così con le medie. Va bene. Possiamo vincere in casa con la Renault. Prendiamoci l'esterno, mi fido di più. Alla parabolica, Bottas mi ha massacrato alla parabolica. Ma adesso ce lo riprendiamo noi. Merda. Guarda. Incredibile. Incredibile, pazzesco. Rivediamo il replay. Bruttissimo errore di Veneziano, veramente brutto. Prendo l'esterno. E c'è il ritiro. Secondo ritiro, ma porco. Qua ragazzi, cioè, ho sbagliato io. Brutto ritiro per Veneziano, a parole. Devo prendere l'interno, poi dopo devo andare ai box. Dio Cristo! Coglione di un cume, porca troia. E vince la Williams. Era il podio sicuro, butto via tutto. Ragazzi, vediamo le qualifiche della gara con leggenda. Non è stato il weekend migliore per il primo classificato, che vede ridurre il proprio vantaggio in vetta. Veneziano sprofonda il quinto posto dal terzo purtroppo, però siamo ancora vicini, possiamo arrivare terzi. Peccato raga, tanto Rosberg fa in testa al mondiale, complimenti a lui. Dio Cristo, ci vediamo per le qualifiche. Ragazzi, ho già fatto il giro perché è duro, a livello leggenda non posso permettermi di parlare in qualifica, fare le qualifiche è veramente impossibile, ma io ho paura, non lo so. Vediamo, ho fatto un buon giro, spero, ma non penso eccezionale, anzi. Vediamo. Siamo dai, va benissimo anche. Non basta 12. 12esimi. Ho fatto il miglior primo settore comunque. Dopo crollo. È il secondo settore che vado malissimo. Come siamo finiti? Ricciardo Paul 15esimi ragazzi. A livello leggenda lei così.
816, qua perdiamo l'ennesima, vabbè. Ascoltiamo la segreteria, sarà durissima in gara, mamma mia. Ciao, sono Emma. Volevo Ciao, solo puttana. dirti cosa si aspetta il team da te. Ok. Il computer ci dà questo. Proprio il crollo, niente con botta, se non ne vinciamo uno. Vediamo un po', allora, qua voglio fare 1025 a sto punto per prendermi il motore. Se no potremmo fare anche questo. Infatti il motore mi dà meno in realtà. E ora vai. Sviluppiamo questo. E non vado a cessare l'RS perché ho paura che dopo i punti risorsa... forse no però, forse non li perdo per anche se vado in un'altra scuderia, perché mi rimangono quelli. A sto punto proviamo, dai. Ho visto adesso, proviamo, perché la doppia 25% era quello che ho capito. Teniamo così. Quello chiaramente spero me lo sviluppi, perché sennò mi girano i coglioni, sinceramente. Vabbè, andiamo, facciamo la presentazione della gara e poi ci salutiamo. Se ho sbagliato, scusate, se ho perso l'ultimo aggiornamento. Devo già pensare al prossimo anno. E così, dai. Le qualifiche leggenda sono un altro paio di maniche. Eccolo qua, Singapore, Singapore. Tra le fantastiche strade di Singapore. È strano pensare che sono quasi 10 anni che veniamo qui. Sembra ieri che Felipe Massa si trascinava il tubo del carburante nella corsia dei box nella prima gara di questo circuito che ha visto Madonna, è vero. vincere chi è partito in pole. Sarà così anche oggi? Situato a soli 142 km dall'equatore, questo circuito da 5,6 km è caldo, umido e un'incredibile prova per i piloti che cercano di farsi largo tra dossi e barriere. 23 curve ci fanno fare 2 volte il giro della baia per completare un singolo giro di questo unico circuito. La vista è mozzafiato, l'ava è insopportabile, la gara sarà incredibile. Ecco. Stasera qui al mio fianco nella nostra postazione c'è Luca Filippi. Sarà una gara importante, Luca, una prova di resistenza. Chissà come si sentono i piloti sulla griglia. Ti assicuro che queste condizioni sono veramente estreme. Ma la botta sterza. Speriamo che è la gara più lunga del calendario in termini di tempo. Inoltre è uno di quei gran premi in cui devi ricordarti di bere per tenere a bada la disidratazione, per non incorrere in problemi simili a quelli che ha avuto il giovane Kevin Magnussen un paio di anni fa. E poi ci sono le irregolarità dell'asfalto. Se ne avete la possibilità, passate alla visuale on board durante la gara e vedrete quanto si muovono le sospensioni e il telaio. Ogni giro è una conquista fatta di resistenza e duro lavoro. Cerca di conquistare almeno il 13° posto. Ok ragazzi, si può fare. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Si può fare ragazzi, allora noi ci salutiamo qua. Speriamo di fare una buona gara. La strategia... cazzo, è prevista pioggia. Eh sì, è prevista pioggia. Sarà una gara ad alta tensione. Quindi tutto è da decidere. Cioè, non c'è nulla di scontato. Ecco, questo mi sento di dire sta cosa perché a questo punto potremo partire... cioè, piove tra quanto però. Potremo partire a questo punto con le ultramorbid? Rischiarla? Vediamo. Non me le dà però. Allora, aspetta un attimo. Ok. Proviamo a fare così. E quale soft? Proviamo a mettere le ultramorbide, poi magari piove, vado direttamente con le super morbide. Speriamo, raga, dai, comunque la pioggia arriverà quasi al 100%, perché secondo me potrebbe essere 5, 10, dopo un quarto d'ora scarso, secondo me, quindi, e se arriva anche la safety car che ci rallenta, ci becchiamo anche il temporale. Raga, sarà una gara secondo me pazzesca, la prevedo così, difficoltà leggenda, come si mette alla prova in maniera definitiva con la difficoltà. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ciao!